Siamo in compagnia dell'artista e cantante friulano Angelo Seretti per parlare del suo la ultima sua produzione, Zuccherè, che vede la collaborazione importante anche di Bobby Solo. Innanzitutto volevo chiedere ad Angelo Seretti come è nato questo progetto. Questo progetto è nato qualche anno fa, ero in studio con Bobby Solo, lui mi ha fatto sentire questa canzone che nasce in napoletano. Al momento, quando l'ho sentita, sono rimasto, scioccato in maniera positiva, perché era una canzone secondo me molto molto bella, con delle sonorità comunque molto classiche, però molto bella. Quindi ho deciso di farla mia. Per farla mia ho pensato, io cantando in 5 lingue, di cantarla in inglese, che è una lingua molto, molto bella secondo me da sentire nelle canzoni. Ho scritto il testo, non essendo un cantautore non è stato facilissimo, perché io mi ritengo comunque un interprete. L'abbiamo incisa, ho rifatto l'arrangiamento insieme sempre con Bobby Solo, che mi ha dato una mano anche con le chitarre, è stato molto molto gentile, molto bravo. È uscita e adesso verrà presentata nelle varie radio, sia a livello nazionale che a livello internazionale, sperando che a qualcuno piaccia, ovviamente. Di cosa parla questa canzone? Questa canzone ha una storia d'amore, quindi è sempre piacevole sentire. È una storia d'amore comunque un po' difficile, perché i due amanti diciamo che vivono distanti, separati dall'oceano, e cercano comunque nei loro pensieri, cercano nel cielo, nelle stelle, nel mare, diciamo dei punti comuni, perché il mare è uguale in tutto il mondo, il cielo è uguale in tutto il mondo, cercano di vedersi l'uno l'altro negli occhi, sperando che poi questa storia d'amore finisca bene. Questo magari sarà presente in un'altra canzone. Non è la prima volta che tu collabori con Bobby Solo, è vero? È un sodalizio che continua da molti anni. Sì, ci conosciamo, collaboriamo da molti anni, abbiamo molti punti in comune dal punto di vista musicale, e anche dal punto di vista umano. Sono amico suo, ci siamo conosciuti alcuni anni fa, è stato molto, molto gentile. Lui tra l'altro un grande artista a 360 gradi, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista vocale. Lui ha una bellissima voce e questa collaborazione va avanti. Nel caso di Zuccherè ci vuoi spiegare meglio in che modo ha collaborato? Allora, lui ha collaborato anche nell'arrangiamento, perché l'arrangiamento è stato rifatto ex novo, ha suonato le chitarre, mi ha consigliato per quanto riguarda l'arrangiamento, e abbiamo studiato insieme questo pezzo. Le parole invece le ho fatte io, lui comunque le ho fatto sentire prima di incidere le parole, ed è rimasto favorevolmente stupito. C'è anche un aspetto di beneficenza legato a Zuccherè, in che senso? Allora, abbiamo messo in vendita il singolo, l'ho trovato in vendita sui vari, portali di vendita dei dischi. L'intero ricavato andrà a un'associazione benefica che si chiama La Nostra Famiglia, perché secondo me è molto importante se si può aiutare delle persone che hanno bisogno di essere aiutate. Anzi, approfittiamo per coinvolgere il pubblico, perché anche voi, se potete aiutare in qualche modo delle persone che hanno bisogno, fatelo, perché state bene voi e loro stanno ancora meglio. Programmi futuri di Angelo Seretti? Programmi futuri: io adesso vorrei scrivere una nuova canzone, che è una canzone di protesta, perché secondo me viviamo in un momento un po' di caos a livello generico. Io ritengo che un operaio non può guadagnare 1.300 euro al mese, quando una ragazza che si vende sui vari social guadagna 10 volte tanto. Una cosa che non accetto. Io accetto il futuro, mi piace vivere nel futuro e nel presente e nel futuro, però ci sono dei paradossi abbastanza marcati in questo momento, in questa società, e quindi vorrei scrivere una canzone che parla di questo. Ci sto già lavorando. Grazie dunque ad Angelo Seretti, che ci ha raccontato il suo ultimo singolo, Zuccherè. Grazie a voi, continuate a seguirci sui vari social. A presto.